Pronti? 1, 2, 3. Primo segnale è subito quello valido. Dall'esterno Vasti di Poggio nei confronti di Vaclav Lux, Udet Jet. Molto veloce Volcada Bar che è già terza. Scavalca Udet Jet, partita male. E si getta in caccia della coppia di testa. In avanti Vasti di Poggio la imposta. Così. Distanza è quella dei 2400 metri, 3 giri completi. Vasti, Vaclav Lux, Volcada Bar che ora ha il vantaggio tattico di avere anticipato in maniera sensibile i compagni di nastro. 400 metri iniziali in 31,5, si è andati piano ovviamente vista l'andatura. Vasti di Poggio apre la fila, mette assieme un altro paletto in 16 abbondante che porta il totale a 48 spaccato sul piede dell'1,20. Si va davvero quasi da treno per la categoria. Vasti di Poggio, Vaclav Lux, Volcada Bar, Udet Jet, Fingers Cross, Boys Going In, alla retroguardia Vicky Laxmi. Primo giro in 1,4, un filo scarso. Non succede praticamente niente, una pura e semplice marcia di trasferimento all'italiana. Quando si va di nuovo di fronte, Vasti di Poggio continua a comandare. Nessuno fa un plissé alle sue spalle, neppure un'onda. Alchimie tattiche ridotte allo zero, se non lo stop evidente imposto in avanti dalla battistrada che cerca di accorciare quanto più possibile l'andatura. Alla fine la prima mossa dal fondo del gruppo è quella di Boys Going In. Anticipo a mezza ruota per Volcada Bar che però non se ne dà per intesa finché non arriva l'avversario, rimane lì a traccheggiare. Un altro parziale in 31 per Vasti di Poggio all'avanguardia. Ora Volcada prende la via del largo con maggior decisione davanti alle tribune, 14,3 i 200 davanti alle tribune appunto per il 29,8 di quarta frazione. Vasti di Poggio che ha cambiato registro, Volcada Bar però lì ho una lunghezza e mezza. Quando si va a attaccare la parte terminale del percorso, in vantaggio Vasti di Poggio su Volcada Bar, accusa Vaclav Lux, anche Boys Going In fatica ad andare dietro ai migliori quando si è all'imbocco dell'ultima curva, 2,33, scarso il doppio chilometro. Vasti di Poggio mantiene due lunghezze abbondanti nei confronti di Volcada Bar che fatica a riargomentare. Vasti di Poggio può così attaccare la dritta arrivo in netta evidenza su Volcada Bar e Boys Going In. Vasti di Poggio che viene a rifinire il tutto in ampia semplicità, mentre c'è gran lotta per il secondo. Vince Vasti di Poggio in open stretch. Vicky Laxmi si sottrae al finale esterno di Fingers Cross. 29 gli ultimi 4, 27,8 il penultimo parziale, i numeri della superiorità di Vasti di Poggio. Roberto Andreghetti, il train di Massimo Barbini, i colori della scuderia Mistero di Giorgio Sandi, il numero 3 sul tabellone al primo posto. Un 5,40 al totalizzatore che è davvero sembrato molto easy in pista. Per il secondo sul calo di Volcada Bar emerge di dentro Vicky Laxmi. Per il terzo ci sarà fotografia fra Boys Going In di dentro e Fingers Cross al largo.